Buonasera amici tutti e benvenuti a questo appuntamento col benestare di Don Gerardo. Resurrectio è un oratorio in vernacolo che consta di parti recitate e parti cantate. Le musiche sono del maestro Giovanni Oliva, i versi del poeta napoletano Nazario Napoli Bruno. Ve ne illustro il contenuto. Dopo tante sofferenze, Gesù viene crocifisso ed esala l'ultimo respiro. Giuseppe d'Arimatea e l'amico Nicodemo ne chiedono il corpo a Pilato e lo depongono nel sepolcro, chiudendolo con un pesante macigno. Il terzo giorno Maria e le pie donne trovano il sepolcro vuoto. Un angelo annuncia che Gesù è vivo ed è risorto. Il suo amore ha vinto anche la morte. Gli apostoli non credono alle donne, poi, come si legge nelle Sacre Scritture, videro e credettero. Buon ascolto e grazie per l'attenzione che ci prestate. Grazie. Adesso, dopo la presentazione, Enzo declamerà la poesia introduttiva intitolata Da immense distanze, sempre del poeta Nazario Napoli Bruno. Da immense distanze sei venuto, Signore, a patire sulla croce e lo hai fatto per noi. Per noi hai voluto morire in maniera così atroce. Tu, figlio dell'Altissimo Creatore, della sua luce degno messaggero, sei stato della terra il Salvatore, pagando del riscatto il prezzo intero. Dal trono il più grande e più potente sei sceso, affrontando con amore l'umana condizione fra la gente, abbracciando fraterno il suo dolore. Hai portato il tuo verbo ai miscredenti, hai dato il tuo perdono ai peccatori. Con grande sacrificio ci hai redenti, donando il tuo sangue ai nostri cuori. E sangue a stille all'orto degli ulivi hai sudato, soffrendo per il mondo, per renderci con te per sempre vivi. Il calice hai bevuto fino in fondo. Che grande cuore, Signore, hai dimostrato a questa umanità irriconoscente. Chi non commise mai alcun peccato fu inchiodato alla croce orribilmente, ma sei risorto e verso quella luce lontana dalla quale sei partito, tornato sei al Padre, ove conduce l'amore tuo intenso ed infinito.
Finalmente Gesù che non soffriva. Tutti i dolori e i patimenti atroci che aveva sopportato, ma pareva che l'aveva lasciata dopo la croce. Ma sotto la croce, quanta lamenta e quanta sofferenza e quanti pene che agneva mamma sua insieme ai parenti, che agneva che io voleva tanto bene. E non do Sinedrio, non mi cor, Giuseppe Arimatea, iette da Pilato per dimandare il corpo del Signore, insieme con Nicodemo accompagnato. E quando fui tuo procuratore, per sto coraggio poi l'accontentare, il sicuretta con una priette cora e chiama in terra a Gesù, sai. E così, chi sto figlio fu lasciato, dinte braccia la mamma addolorata, fui vasata, strignuta, accarezzata, con una pietà ardente e sconfinata. Sto figlio buono, che per troppo amore e per salvare sto mondo da peccato, facendo la volontà del nostro Signore, mo stava in braccio a mamma, senza ciato. Quanta pietà,
quanta disperazione perché la mamma, dolce e innamorata, chi mai la poteva dare consolazione, guardando che la spoglia marturiata. Madonna Santa, mamma addolorata, quanti ha avuto soffrire che il momento e quanto soffre ancora per i peccati che noi facciamo senza pentimento. Braccia a me, figlio caro, chiudo mi parla, chiudo mi guarda, che pietà che lo sai, che pietà che lo fai, tu stai in braccia a me, ma non sento a te, non ti vengo più, che lo sguardo luce chiara che veniva tu. Cerco inutilmente dove cerco inutilmente dove apre gli occhi Gesù, apre gli occhi Gesù, non lascia che stava sola senza te, chi sto mondo senza te, che sta gente dall'oscurità, non ce la sa. Sta in braccio a me, ma non sento a te, non ti vengo più, che lo sguardo luce chiara che veniva tu. Cerco inutilmente dove cerco inutilmente apre gli occhi Gesù, apre gli occhi Gesù, nulla sa che sta mamma sola senza te, chi sti nulla senza te, chi sta gente dall'oscurità, no, non ci la sa, torna resta E a mamma stessa, quasi una carezza, arravogliava i figli in sudario, insieme con lato con tanta accortezza, e lacrimiando come un commissario. Ah, che momento triste, che dolore, che sturdo mi saluta a chi sto figlio. Sto mondo triste, infame e traditore, spezzate tenamo, occhio bello Gio. E tutta questa mura, che ne è stata? E tanto bene, mo, che c'è rimasto?
Mo, rindano sul borgo mai ingegnata, o figli e Dio sta senza vaso. Una preta grossa, misa mascatura, come se si potesse accomigliare, facendo questa trista sabatura, a chi infamante e tutte infamità. Ponzio Pilato, o procuratore, tenette assai che fame chi lo giorna, sempre per bere a morte lo Signore, e i farisei e le stevano d'attorno. Che l'uomo che muove in mezzo al crocifisso ha detto che 3 giorni a roba fatta ci faceva vedere come fa a tornare da volta all'intrasata. Perciò chi si supporta va guardata è questo che pensiamo noi. Sì, non ci stanno e guardi noi Pilato, qualcuno roba corpo e se ne fuga. Pilato ha risposto: no signore, io non va con te, ma che volete? Tenete i guardi vostri, per favore, mettete che è assai meglio facete, perché se può succedere veramente, la gente può pensare che io, Pilato, siccome questo non me ne importa niente, faccio mandare i guardi giù alla scala.